Adesso ci occupiamo della Borsa Internazionale di Berlino a cui ha partecipato nel pomeriggio un'azienda sarda che opera a livello nazionale e internazionale, parliamo di Aeroniche, e ha presentato un progetto che si chiama City Explorer 3D Tourism ed è una soluzione tecnologica che indica e integra applicazioni di realtà virtuale e intelligenza artificiale per assicurare a chi viaggia la scoperta di una città o di un sito culturale. Evidentemente tutto questo dedicato alla Sardegna. Che cosa avete raccontato in fiera, Faticoni? Abbiamo mostrato questa soluzione tecnologica innovativa che è diciamo, è l'integrazione di soluzioni molto avanzate di tre aziende, quindi Aeroniche, Atlos e Togo 360, dove ognuna delle aziende ha diciamo, messo delle parti che compongono un prodotto veramente all'avanguardia sul mercato internazionale. Andiamo nel dettaglio. Perché all'avanguardia sul mercato internazionale? All'avanguardia perché permette di fare delle visite virtuali, soprattutto in questo periodo in cui le visite di persona non si possono fare, ma permettono anche di scoprire dei luoghi e dei monumenti che molto spesso sono chiusi al pubblico. E quindi con diciamo, è una piattaforma immersiva, quindi permette all'utente di visitarla come se fosse sul posto, in più potendo approfittare di una serie di informazioni aumentate, quindi vedere magari la ricostruzione di un sito archeologico o avere una serie di informazioni di dettaglio su ciascun monumento. Andiamo al particolare, vediamo un percorso plausibile per il turista che visita la Sardegna. È in vacanza a Villa Simius in albergo, prende il suo PC, entra nel vostro sito e lì dovrebbe scatenarsi la curiosità. Quindi vedo delle cose che poi andrò a conoscere personalmente. Esatto, questo può avvenire anche prima che il turista arrivi in Sardegna. Programmando quindi il percorso della propria visita. Esattamente, incuriosendosi innanzitutto sui diversi monumenti e poi scegliendo quelli che vorrà visitare, personalizzando in questa maniera un itinerario che è customizzato per ciascun turista. Ecco, voi avete raccontato anche l'importanza del vostro incontro con Togo 360. Chi è Togo 360? Togo 360 è una realtà molto innovativa anche qui, che ha una grande capacità nel rappresentare l'interno soprattutto dei monumenti, mentre Aeroniche si occupa un po' del volo ad uccello, quindi della riproduzione del modello digitale virtuale di un'intera città, per esempio, o di un'intera diciamo, di luoghi molto ampi, mentre Togo si occupa poi del dettaglio del singolo monumento. Avete goduto nel predisporre l'operazione del sostegno dell'assessorato all'industria della regione e di Touché Consulting? Sì, noi grazie all'assessorato all'industria abbiamo diciamo, stiamo portando avanti un'azione di internazionalizzazione su un bando che ci siamo aggiudicati circa 2 anni fa, che ci ha dato la possibilità di andare a presentare i nostri prodotti a Dubai, a Berlino, a Londra durante degli eventi, delle fiere del settore. Bene, abbiamo presentato quindi il vostro lavoro per quel che riguarda l'appuntamento internazionale di oggi, ma chi è Aeroniche? Che lavoro svolge nel corso dell'anno a livello nazionale e internazionale?
Aeronike è una realtà affermata, parte la sua avventura nel 1966 dall'idea del comandante Elio Zonchello, che fu diciamo, un pioniere dell'aria in Sardegna, che con i suoi aerei svolgeva diverse attività di lavoro aereo. Negli anni poi è andato a specializzarsi nel lavoro di aerofotogrammetria, che è quello che facciamo noi ancora oggi, lo facciamo però con gli strumenti più all'avanguardia che ci sono sul mercato. Adesso abbiamo appena ordinato una nuova strumentazione da montare sull'aereo, che è quella più all'avanguardia in assoluto sul mercato internazionale. Faticoni, che velivoli utilizzate per il vostro lavoro? Usiamo dei bimotori a pistoni, Partenavi P68, che sono dei velivoli costruiti in Italia, un'eccellenza italiana venduta in tutto il mondo, diciamo. È utilizzata in particolar modo proprio per fare questo lavoro di aerofotogrammetria. A livello di base finalmente siete potuti ritornare in Sardegna? Finalmente, finalmente adesso stiamo per concretizzare la riapertura dell'aeroporto di Oristano, che è una grande opportunità per noi, ma soprattutto per il territorio, per la Sardegna e direi anche per l'Italia, perché lì stiamo facendo di tutto per attrarre delle scuole di volo internazionali, quindi un progetto molto ambizioso. Quindi la storia di Aeronike nasce all'aeroporto di Elmas, poi siete costretti a spostarvi nella penisola. Qual era la vostra base? La nostra base nella penisola è stata a Bologna per un certo numero di anni, dove abbiamo dovuto mettere la nostra base di manutenzione perché in Sardegna non c'erano gli aeroporti idonei per ospitare attività di aviazione generale come la nostra. Chi sono i clienti di Aeronike oggi? Clienti di Aeronike sono soprattutto clienti internazionali, multinazionali che creano grosse banche dati di immagini aeree per creare poi delle mappe che vediamo poi girare su tutti i nostri telefoni. Abbiamo lasciato Riccardo Faticoni ed eccoci con Alessandro Frulio, che è il responsabile tecnico-scientifico di Atlos, che ha collaborato fattivamente al progetto. Qual è stato il vostro compito? Allora, il nostro compito è stato quello di integrare un assistente digitale realizzato interamente dalla nostra società, quindi l'assistente digitale dà la capacità di interagire in linguaggio naturale con, diciamo, la piattaforma software che c'è sotto, ovvero quello che consente di visualizzare in 3D i punti di interesse turistico, diciamo così. Come nasce questo tipo di attività, la sua? Allora, noi siamo nati alcuni anni fa e ci siamo occupati dalla nostra nascita di intelligenza artificiale. La Regione Sardegna ci ha finanziato alcuni anni fa la realizzazione, diciamo, di un assistente digitale, okay, che poi ha rifinanziato negli anni, e quindi siamo l'unica azienda sarda, diciamo, che ha un proprio assistente digitale interamente di proprietà. E niente, insomma, negli anni ci siamo occupati principalmente di questa tematica, quindi le nostre tematiche sono due principalmente: assistenti digitali e intelligenza artificiale. Ecco, questa è una prima versione dello strumento che siamo andati a sviluppare, quindi una rappresentazione in 3D della città di Cagliari, dove noi abbiamo inserito, per esempio in questa maniera, diciamo, una ricostruzione ipotizzabile dell'anfiteatro di Cagliari, con una scheda poi con alcune informazioni e oltre a questo possiamo integrare delle audioguide, come nel caso per esempio del Ghetto. Gli altri partner stanno integrando in questa piattaforma le loro parti, diciamo, di software che permettono quindi di fare la visita oltre che dall'alto anche all'interno e soprattutto guidata dall'assistente digitale, quindi si potrà interrogare la piattaforma per chiedere
raccontami la storia del ghetto, raccontami la storia di Cagliari, e la piattaforma automaticamente si muoverà e racconterà una storia in linguaggio, tutto verrà, diciamo, condotto in linguaggio naturale. Faticoni, ritorniamo un attimo sull'anfiteatro romano perché è bellissimo vederlo come era in originale. Okay? Questo è un lavoro che noi abbiamo fatto partendo dalle misure delle gradinate ancora esistenti e creando quindi lo sviluppo di queste gradinate abbiamo ottenuto questa rappresentazione, anche diciamo, sulla base di studi che abbiamo trovato, che sono stati fatti precedentemente, e anche sulla base della tipologia degli anfiteatri romani che sono presenti un po' in tutte le parti del mondo, diciamo del mondo romano antico. Quindi è una rappresentazione, diciamo, verosimile, ovviamente discutibile, nel senso che poi gli esperti potranno dire era un po' più alto, era un po' più basso, aveva dei particolari diversi, però è una base di discussione interessante.